Pensiero del giorno, giovedì 28 marzo. Dimenticare gli sbagli del fratello. Oggi è il giovedì santo, la nostra festa. Oggi, come tanti anni fa, Gesù ha dato ai suoi discepoli il comandamento nuovo. Quel comandamento, che è la legge fondamentale e la base di ogni altra regola per ognuno di noi. Come oggi, Gesù ha pregato per l'umanità, perché tutti siano uno. Come oggi, ha istituito l'Eucaristia, che lo rende presente in mezzo a noi e ha come effetto proprio la nostra unità con Lui e tra di noi. E come oggi ha istituito il sacerdozio, che rende possibile l'Eucaristia. Tutto questo in un solo giorno. Cosa vogliamo di più? È la nostra festa e spesso l'abbiamo vissuta con una tale emozione nel cuore che in nessun altro giorno dell'anno proviamo lo stesso sentimento. Oggi è il momento di dire grazie a Gesù, un grazie profondo che scaturisce al profondo di tutti i nostri cuori e raggiunge il cielo. Dal diario di Chiara Lubick.